Allarme variante Delta, il Veneto pronto al giro di vite sui viaggiatori, l'annuncio del presidente della regione Zaia che sta lavorando ad una nuova ordinanza per incentivare i controlli agli arrivi negli aeroporti, nei porti e nei confronti dei cittadini in generale che provengano da paesi europei che oggi sono oggetto di forte contagio. Conto di firmarla alla volta di domani, ha detto il governatore, in modo che ci consenta di essere operativi già nei primi giorni della settimana con una campagna di tamponi aggressiva. I controlli, precisa Zaia, riguarderanno anche i viaggiatori che rientrano dalle vacanze e non solo. A preoccupare è la crescita dei contagi, 379 in Veneto nelle ultime 24 ore, trascinati dalla variante Delta, nella Marca è già prevalente e che si accanisce soprattutto nei confronti dei non vaccinati, riaprendo le porte degli ospedali per chi non è immunizzato. Abbiamo un caso anche oggi purtroppo di una classe 68 in terapia intensiva appena arrivato, e ho fatto il giro in ospedale appena arrivato, che purtroppo, anche questo non è vaccinato. E per i prossimi giorni, vista l'elevata contagiosità di questa variante, ci si attende un'impennata di casi soprattutto tra i giovani. Noi come ciclo di copertura completa dei 12 anni in su abbiamo il 48,5% e come immagino è molto basso. Siamo coperti sul fronte over 70, siamo scoperti sugli altri fronti. Di qui l'accorato appello del direttore dell'ULSS. Oggi facciamo solo Pfizer, quindi un vaccino che è comprovato, che è sicuro, per cui piuttosto di tornare in ospedale e riprendersi la malattia, come sta succedendo per i non vaccinati, vi prego vaccinatevi. L'altro messaggio importante che deve passare: se avete un minimo sintomo, se pensate di essere stati in contatto con qualcuno di positivo, se tornate dall'estero, oltre che mettervi nelle aree a rischio, tipo la Spagna, la Croazia, eccetera, dovete mettervi in quarantena e dovete ovviamente fare il tampone. I centri sono aperti, il tampone è gratuito, per cortesia andate a farvi il tampone.